Siamo con Silvia di un salone di parrucchiere che si trova proprio in via Chiodare, una delle vie più colpite dall'alluvione nel comune di Battaglia Terme. Che danni hai subito? Ho subito danni all'arredamento, alle porte, ai muri, abbiamo dovuto rompere un vetro per entrare perché c'era l'acqua alta e quindi non si poteva entrare dalle porte, e l'impianto elettrico, e adesso stiamo a vedere man mano che passa il tempo gli ulteriori danni, insomma. Questo è l'unico esercizio commerciale della via di questa zona. Sì, sì, è l'unico esercizio della zona, infatti speravo in un aiuto in più sia dal comune o dalla protezione civile, da qualcuno che venisse perlomeno ad avvisarci che andavamo sotto acqua. Invece nessuno ha fatto niente, nessuno si è mosso, insomma. Solo grazie, ripeto, all'aiuto della mia famiglia, delle ragazze che lavorano qua con me, di mio marito, abbiamo salvato quello che era possibile salvare, insomma. Come avete gestito la furia dell'acqua? Mio marito mi ha costruito delle paratie davanti alle vetrate, ma quando già l'acqua era entrata, quindi se si veniva avvisati prima si poteva fare molto prima. Poi mio papà e mio suocero ci hanno portato le pompe, generatori di corrente, che ho chiamato una ditta di elettricisti alle 5 della mattina, paretizzati, impianti, che ringrazierò sempre, che ci ha portato il generatore di corrente e ci siamo gestiti come Venezia. Uguale. E come avete vissuto la pioggia di questi ultimi giorni? Ma ormai siamo pronti e i danni sono fatti, quindi peggio di così.